Questo programma vi è offerto da Azienda vitivinicola Baccichetto Vittorino. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Elettroshock, una puntata speciale, quella di stasera, perché trasmettiamo in diretta dal Palazzo della Regione a Trieste e siamo con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che ci ospita questa sera. Buonasera. Buonasera anche a Daniele Micheluzzo. Affronteremo tanti temi nel corso di questa puntata. Vi ricordo tra l'altro che come sempre c'è la possibilità per voi che ci seguite da casa di porre delle domande, come sempre il numero al quale inviare sms, messaggi WhatsApp, il 345 9956 897. Se avete delle domande per Fedriga approfittate di questa occasione. E noi cominciamo e non possiamo far altro che cominciare parlando del nuovo governo, perché questo pomeriggio il giurista Conte è salito al Colle, gli è stato affidato l'incarico. Si apre di fatto questa terza Repubblica, questo governo targato Lega e Movimento 5 Stelle. Sì, mi auguro che si possa partire con un governo e lo dico prima di tutto nell'interesse delle regioni Friuli Venezia Giulia, perché avere un interlocutore nei pieni poteri vuol dire portare avanti le istanze e l'interesse dei cittadini di questa regione per cercare anche di trattare quei temi che sono sicuramente difficili e su cui ci saranno grandi battaglie indipendentemente da chi governa. Penso per esempio prima fra tutte alla rinegoziazione delle compartecipazioni di regione Friuli Venezia Giulia, che vuol dire più risorse per il territorio e maggiori servizi per i cittadini. Magari a questo punto, se fosse rimasto a Roma, sarebbe ministro in pectore. Devo dire che direi che sarei ministro, perché la storia ormai si è saputa, io ero capogruppo entrante oltre che uscente, nell'ipotesi in cui fossi mandato al governo come sta accadendo, fare il ministro del lavoro. Però sono orgoglioso di aver fatto la scelta della mia terra, non penso sia stata una diminuzione rimanere in Friuli Venezia Giulia, anzi. Penso che sia un valore aggiunto poter essere presidente del Friuli Venezia Giulia rispetto che fare il ministro, perché per un leghista rappresentare la propria gente, la propria terra è superiore a qualsiasi carica nazionale. Insomma, da ministro del lavoro al gran lavoro che l'aspetta qui nella nostra regione, il passo e ce n'è tanto, breve. Io sto incontrando tutte le direzioni, ce n'è veramente tanto. Allora, matrimonio tra Lega e Movimento 5 Stelle a livello nazionale, qui in Friuli Venezia Giulia come si vive? Da separati in casa? No, vabbè, ma c'è un accordo nazionale che vuol dire un difficile percorso che si è andato a creare per cercare di dare un governo al Paese. Dall'altro lato esiste invece una questione regionale dove siamo presentati con una coalizione molto compatta che è quella di centrodestra, che ha vinto le elezioni ai numeri e governiamo ovviamente rispetto a un programma coerente, non abbiamo bisogno di mediazioni ma abbiamo un programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni e quello portiamo avanti. Ecco, torniamo a Giuseppe Conte, premier designato e finito dei guai per un curriculum che forse non è veritiero al 100%. Che ne pensa di queste polemiche e soprattutto dell'ironia dei social? Guarda, io ho letto i vari articoli con un accanimento feroce verso Conte, quando ho visto anche invece personaggi di rilevanza internazionale del mondo accademico che hanno testimoniato la partecipazione di Conte in determinati progetti in università straniere. Dopo che vadano a vedere quanti giorni è stato, quanti giorni non è stato, mi sembra un pochino, rispetto a quello che abbiamo visto, mi sembra un pochino pretestuoso per andare a cercare di mettere i bastoni fra le ruote a un governo nascente. D'altra parte chi finisce in quel ruolo finisce anche sotto i riflettori e quindi si va sempre a fare le pulci. No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Diciamo che queste pulci sono state fatte in modo estremamente rapido. Penso che in 12 ore sono andato a fare uno screening di Conte che peraltro il Presidente del Consiglio, abbiamo visto cosa è successo dopo, penso anche ai presidenti che l'hanno preceduto, che magari è venuto fuori dopo mesi o anni. Ecco, lui c'è una particolare attenzione, giusto che sia così, meglio un'attenzione particolare subito che scoprire cose negative successivamente. Qua di negativo non mi sembra di vedere nulla, quindi se non hanno trovato altro, se non i giorni in cui è stato negli Stati Uniti o in Austria, bene così, vuol dire che è una persona buona. Ecco, allora l'attenzione ce la mette anche Tele Friuli. Leggiamo nel suo curriculum: diploma al liceo scientifico Galileo, sì, Galilei, laurea in scienze della comunicazione, sì, e poi master in gestione e analisi della comunicazione. Siamo sicuri? 100%, l'ho fatta tutta da Trieste, oltretutto certificato.
Allora, a Scienze della Comunicazione c'ero anch'io, non ci siamo incrociati nei corridoi, ma mettiamola così. Però c'è la laurea. Eravamo troppo impegnati entrambi a studiare, quindi non ci si è incrociati per quella ragione. A proposito di curriculum, si è iscritto alla Lega Trieste l'ha fatta? Sì. Vede. Si è iscritto alla Lega Giovanissimo, Sì. a 15 anni. 15 anni, devo compiere 16 anni, nel 96. Era giugno 96, quindi a luglio avrei compiuto 16 anni e ho iniziato a fare il volantinaggio sotto dei portici per l'arrivo di Umberto Bossi a Trieste. Dovevo dare dei volantini per comunicare ai cittadini che arrivava Bossi. Ecco, ma quindi la spinta è stata l'arrivo di Bossi? No, molto prima. Io a 12 anni mi sono appassionato alla Lega, quindi capite che avevo dei problemi fin da piccolo, perché era venuto Bossi a fare un comizio sempre a Trieste, alla fiera di Trieste, e era andato mio papà e mio fratello. Io ero piccolino, mi ho lasciato a casa a 12 anni, la sera mi ho lasciato a casa, però mi ero appassionato tantissimo, tant'è vero che avevo seguito nel 94 le elezioni comunali a Trieste, che era candidata Federica Seganti come candidato sindaco. Io di notte ero sveglio a guardare sulle TV locali come andavano le elezioni e mi aveva appassionato, ecco. Ecco, e da lì è iniziata una lunga carriera. Dopo mi sono iscritto a 15 anni perché prima era un po' troppo presto, ecco, per iscriversi a una forza politica. Nel 2003 diventa segretario provinciale del Carroccio. Alcuni numeri che sono un po' interessanti anche per capire. Siete preparatissimi, le tendenze. Siamo andati a spulciare anche noi, confessiamo. Allora, 2003, alle regionali la Lega Trieste prende il 3% delle preferenze. Sì. A livello regionale i numeri erano diversi, eravamo attorno al 17%, credo. Comunque, 3% a Trieste. Alle ultime regionali, quelle del 29 aprile, la Lega Trieste è al 30%, numeri decuplicati di fatto. Di chi è il merito? No, non è merito mio. Io in realtà ho preso in mano la Lega, sono diventato segretario nel 2003, la Lega le elezioni precedenti, prima che io diventassi segretario, aveva preso l'1,2, era il minimo storico, e quindi hanno detto: a chi diamo la Lega Trieste? Io ero uno studente universitario, diamogliela a lui che vediamo se fa qualcosa. Dopo in realtà c'è stato un lavoro, ecco, la mia fortuna è stato prendere una sezione molto piccolina e devastata, che l'ho costruita pian pianino. Non mi sono trovato, diciamo, magari una sezione forte ma già costruita, quindi l'ho costruito un po' a mia immagine e somiglianza. E quello ha funzionato per far lavorare bene il gruppo. E su questo poi negli anni, con l'impegno di tutti, e devo dire è inutile negarlo o prendere meriti che non sono propri, con l'arrivo di Matteo Salvini, segretario federale, abbiamo avuto un enorme consenso che anche in questa tornata elettorale delle regionali ha avuto dei numeri che mai avrei pensato. Io quando ero iscritto alla Lega, ero segretario della Lega, la più grande ambizione era fare il consigliere circoscrizionale, di diventare parlamentare non c'era nemmeno l'idea, figuriamoci presidente della regione. E poi le cose sono andate così. Una cosa che lei ha più volte ribadito in campagna elettorale, poi lo ha ricordato con parole molto chiare il giorno dell'elezione e poi anche ieri, quando di fatto si è aperta ufficialmente la 12ª legislatura con la prima seduta dell'Aula, che avrebbe messo mano al tema delle UTI, quindi abolizione dell'obbligatorietà di adesione e abolizione anche di quelle che sono le penalizzazioni per i comuni che non decidono di aderire. Ci sono i margini di legge per procedere in questa direzione? La legge è regionale, quindi noi andremo a modificare la norma regionale. Ho già chiesto all'assessore Roberti di portare la prima giunta utile, quindi immagino quella della prossima settimana o alla peggio quella di quella successiva, già questo primo provvedimento, per intanto per andare a bloccare quelle norme che riteniamo ingiuste verso le amministrazioni locali che devono essere libere di svolgere il loro compito costituzionale, cioè di rappresentare i propri cittadini e fare le migliori scelte per la propria comunità. Dopodiché mi piacerebbe costruire invece una nuova riforma degli enti locali, però voglio partire dal confronto, che è quello che è mancato. Io non voglio contestare delle scelte in modo a prioristico che ha fatto la precedente giunta regionale, però una cosa voglio contestare, cioè il fatto che quando si fanno le scelte bisogna prendersi la responsabilità di averle fatte, ma prima saper ascoltare, perché se uno pensa di avere tutte le soluzioni in tasca e sapere gestire qualsiasi cosa a prescindere, ritengo che non sia un politico lungimirante, perché se le nostre comunità, i nostri enti locali lavorano insieme, anche se le scelte non saranno condivise da tutti al 100%, però si crea quell'unione istituzionale che è fondamentale, che c'è sempre stata nella nostra regione. È stata la prima volta con la questione delle UTI dove comuni contro regione, si è creato un distaccamento totale tra istituzioni. Questo chi ci ha rimesso? Non il sindaco, non i presidenti di regione, non gli assessori, ma i cittadini, perché questo si riversa in un disservizio per la gente che peccato però continua a pagare le tasse, giustamente a pretendere servizi che però non arrivano.
E a proposito, ci sarà un confronto, come lei diceva, però insomma l'abbiamo già sentita parlare di cantoni. Ecco, che geografia politica immagina? Che tipo di divisione o di unione immagina a livello regionale? È un'idea che mi piace molto, quella dei cantoni, perché rappresenta il decentramento. Io vorrei fare l'opposto rispetto a quanto è stato fatto con le UTI. Tutte le funzioni delle province, di fatto, o quasi tutte, sono state portate in capo alla regione, cioè quindi una misura estremamente centralista. Io vorrei invece delegare al territorio. Io non ho soluzioni precostituite, ho chiesto solo però che ci siano due colonne portanti della futura riforma. La prima, che le nuove aree vaste, chiamiamole cantoni, o a me piace il nome appunto per dare l'idea del decentramento, ma che comunque che le nuove aree vaste rappresentino le diverse identità territoriali. Il Friuli è stato devastato dalle UTI, ha perso un'identità e questo è un problema, perché anche a livello istituzionale noi dobbiamo salvaguardare quell'identità che per noi è un valore aggiunto, perché crea comunità, crea socialità, crea storia e crea radici. In secondo luogo, mi piacerebbe che si tornasse a un'elezione da parte dei cittadini, perché io ho ancora il vizio di adorare la democrazia e penso che chi governa la cosa pubblica e i soldi pubblici deve essere votato dai cittadini e mandato a casa se governa male. E questo produce anche, secondo me, un miglior assetto di governo, perché se chi rappresenta l'area vasta è rappresentante di ogni singolo cittadino che insiste in quell'area vasta, deve rispondere a tutti. Se invece è una serie di pezzettini che vanno a contrattare l'interesse del proprio singolo territorio, succede che si crea una conflittualità e non invece una gestione pianificata dell'intero territorio. Veniamo alla Giunta, dividere i ruoli di assessore e consigliere imponendo a quest'ultimi di dimettersi naturalmente per entrare nell'esecutivo le ha creato qualche grattacapo. Ecco, come mai questa scelta? No, sono convinto che i consiglieri eletti non siano stati entusiasti di questa scelta, però l'ho ritenuta una scelta fondamentale per tutelare i cittadini. Non ritengo che chi fa il doppio lavoro lavori meglio perché costa un po' di meno, anzi penso che costi un po' di più. Perché io se spreco delle risorse pubbliche per far lavorare la gente a metà, quelle sono risorse buttate. Ma chi dice io ho votato queste persone, mi sento rappresentato da queste persone e vorrei che fossero queste persone a governarmi, che cosa Non c'è risponde? dubbio, sono stati governati per fare i consiglieri regionali. Nessuno vota gli assessori, la gente vota i consiglieri regionali. Io non ho obbligato nessuno ad entrare in giunta, è stata una libera scelta, se uno vuole rimanere in consiglio regionale legittimamente lo fa, è stato votato per quello. Se uno vuole entrare nell'esecutivo, che è una responsabilità del Presidente scegliere l'esecutivo, sa che quella scelta bisogna farla. E penso che degli assessori che lavorano al 100% non debbano correre avanti e indietro dall'aula quando c'è la commissione o l'aula stessa per votare, rappresentano un elemento di garanzia di buon lavoro. Dopodiché ovviamente ci sono le capacità e spero di aver scelto le persone migliori e sono convinto di ciò. Sicuramente se invece facevo la scelta del lavoro a metà, danneggiavo i cittadini di questa regione, e visto che stiamo parlando delle loro risorse, perché i cittadini di questa regione pagano delle persone per fare quel mestiere, pretendo che quel mestiere venga fatto al 100%. E allora della Giunta continueremo a parlare, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Di nuovo in diretta con Elettroshock, siamo nel Palazzo della Regione, ospiti del nuovo Presidente Massimiliano Fedriga. Abbiamo parlato prima di Giunta, ci ha spiegato il perché della scelta, della divisione dei compiti tra assessori e consiglieri. Un'altra domanda, sempre sulla Giunta. Il territorio di Pordenone si è un po' lamentato perché ha visto l'espressione di un solo assessore e non più la vicepresidenza come era successo nei 15 anni precedenti, diciamo con Moretton, Ciriani e Bolzonello. Che cosa risponde al territorio di Pordenone? È stato trascurato? No, io rispondo con i numeri di Pordenone. Bolzonello alle ultime elezioni non mi sembra che abbia vinto nemmeno, anzi nel comune di Pordenone ha preso più voti la mia coalizione. Evidentemente è solo un gioco tra politici e tra chi è interessato alla politica a dire voglio io quella poltrona, allora c'è il bilancino, dove va? I cittadini non gli interessano che l'assessore viva nel piano di sotto casa sua, gli serve che gli diano risposte. Serve che la Giunta risolva le criticità che si sono create. Io ho cercato di fare una scelta dove ogni territorio è rappresentato con almeno un assessore, dopodiché premiando determinate competenze. Abbiamo degli ottimi consiglieri oltretutto regionali di Pordenone che portano avanti la rappresentanza di Pordenone, perché all'interno del Consiglio che c'è la diversa rappresentanza territoriale. Gli assessori io pretendo che lavorino bene per tutto il territorio indipendentemente da dove risiedano, perché altrimenti dovremmo pensare che l'assessore di Udine lavora solo per la provincia di Udine, quello di Pordenone solo di quella di Pordenone, e mi sembra un pochino poco lungimirante.
Queste polemiche sono state molto strumentali da parte di tutti, a destra, a sinistra, è sempre successo, ad ogni giunta che è nata è successo questo, però penso che il cittadino comune non vada a dormire pensando dove è residente l'assessore, ma se l'assessore sta facendo qualcosa per la sua criticità, e noi vogliamo lavorare su quello. Tutto il resto lasciamo lo spazio alle polemiche legittime da parte delle opposizioni, ma che non credo servano a migliorare o peggiorare il governo di una regione. Senta, la Corte dei Conti non ha certificato, di fatto stoppandolo, il nuovo contratto del personale non dirigente del comparto unico. Stiamo parlando di circa 13.000 dipendenti. Qual è il problema? Non c'è la copertura finanziaria per garantire gli aumenti salariali, non ci sono i soldi, insomma. Come gestirete questa patata bollente? No, noi interverremo e sono moderatamente ottimista per riuscire a risolvere il problema. Purtroppo non è l'unico problema che ereditiamo. Penso per esempio anche ai rilievi che ha fatto la Corte dei Conti per quanto riguarda la riforma sanitaria, su cui sono ancora in atto degli approfondimenti. Ho paura che tante cose che ci sono state vendute come grandi riforme, di grande cambiamento o di soddisfazione del personale del comparto unico, in realtà siano state tanti slogan con poco approfondimento per dare queste dovute risposte. Comunque noi arriviamo dopo, trovando questa eredità, ma ci prendiamo l'impegno, per esempio anche su questo, a risolverlo. A luglio avremo e porteremo in aula la variazione di bilancio, e su questo cercheremo di mettere una toppa a un problema che ci troviamo ma che vogliamo risolvere. C'è ovviamente la prospettiva dei dipendenti regionali che si attendevano, insomma, questo aumento salariale, poi c'è il punto di vista dei cittadini. A proposito del comparto unico, lo si diceva prima, ci sono tanti municipi che sono in sofferenza perché non hanno il personale per poter garantire alcuni servizi. Gli uffici aprono a giorni alterni e nei comuni più piccoli molto spesso sono gli stessi sindaci che aprono la mattina la porta, la richiudono e garantiscono alcuni servizi. Si può ipotizzare che parte del personale regionale venga dirottato sugli enti locali per far fronte alla situazione di emergenza che è denunciata da tanti comuni di destra, di sinistra? La situazione è di assoluta emergenza, e questo è dovuto anche a quella riforma con cui abbiamo iniziato la trasmissione delle UTI, perché in realtà non è stata data una risposta, era nata come la possibilità di condivisione di servizi, anzi obbligatorietà di condivisione di servizi per risolvere proprio le criticità di personale, in realtà si è tradotta dove il personale delle province in modo maggioritario, anzi quasi esclusivo, è passato alla regione, e i comuni sono ancora tutt'oggi sguarniti del personale necessario. Noi su questo ovviamente staremo vicino ai comuni, anche pensando ai finanziamenti necessari per portare avanti il comune stesso. Cercheremo, quando parlo di sbloccare penalizzazioni dei comuni, per esempio fuori dall'UTI, parlo anche del turnover, che è stato in parte bloccato dall'amministrazione uscente. In ultimo, ovviamente, io mi auguro di poter risolvere però in maniera strutturale il problema del personale con la riforma degli enti locali stesse, perché io immagino intanto che volontariamente i comuni decidono con chi convenzionarsi per condividere determinati servizi, ma oltretutto l'ente tra comune e regione dovrà essere quello che garantisce la sussidiarietà verso l'alto dei comuni che non riescono a svolgere determinati tipi, penso al servizio di ragioneria, a quello del servizio tecnico, che non riescono a svolgere quel ruolo, perché altrimenti io penso alle gare per dare appalti e per fare infrastrutture. Penso che i piccoli comuni, sono cosciente che i piccoli comuni abbiano notevoli difficoltà. Noi dobbiamo dargli un'assistenza come regione, non imporgli tu fai così e decido io, ma dirgli decidi tu cosa fare, io però ti do l'assistenza necessaria per portare avanti il progetto. Fosse stato per lei, le province sarebbero state da abolire o no? Assolutamente no, io l'ho sempre detto con estrema chiarezza. Io in Parlamento ho votato contro l'abolizione delle province. Purtroppo troppe volte la politica ha voluto semplificare, cercando di trovare lo scalpo da consegnare all'opinione pubblica dicendo il vero spreco sono le province. In realtà sapevano tutti che non era così, perché garantivano dei servizi, non costavano tanto, anzi costavano poco rispetto ai servizi che erogavano e alla tutela del territorio che facevano. È stata fatta quella scelta, io ritengo sbagliata, perché ci troviamo, scusate se semplifico, ma da 4 province a 18 mini province di fatto, con il relativo costo anche che comportano 18 enti, dove quindi i risparmi non ci sono, ma anzi c'è stata una confusione generalizzata nell'assetto delle istituzioni del Friuli Venezia Giulia.
All'inaugurazione della stagione turistica di Lignano lei, una delle sue prime uscite tra l'altro da Presidente, ha subito strizzato l'occhio al Veneto. Che piani avete lei e Zaia? A me piacerebbe creare un'alleanza strategica col Veneto, perché se noi pensiamo di isolare il Friuli Venezia Giulia, e penso non soltanto al Veneto, ma penso all'Austria, penso alla Slovenia, che sono territori a noi confinanti, noi in realtà dobbiamo sfruttare la nostra posizione per essere il cuore di quest'area geografica e per sfruttare la convenienza di essere in quest'area geografica, mettere a disposizione le nostre capacità anche per aiutare i vicini, ma anche sfruttare magari delle eccellenze che ci sono dai vicini per importarle da noi e riuscire così a svilupparci insieme. Questo vuol dire valorizzare la nostra specialità, perché anzi noi potremmo essere ragione guida di quest'area proprio per la nostra specialità, che altre regioni limitrofe alla nostra non hanno. Quando parlavo di turismo, alleanza con il Veneto è la prima regione in Italia per numero di turisti. Possiamo capire che magari portare un turista in più dal Veneto al Friuli Venezia Giulia è una ricchezza, e mi sorprende chi mi ha attaccato quando parla di alleanza con il Veneto, perché cosa dovrei dire? No, il turista che è in Veneto non deve venire in Friuli Venezia Giulia perché prima è passato per il Veneto. No, io vorrei che non solo un turista, magari 100, 1000, 10.000 turisti venissero da noi e lasciassero qualche euro in più nel nostro territorio, ai nostri negozianti, alle nostre imprese, sulle nostre spiagge, perché questo vuol dire creare PIL, creare ricchezza, creare posti di lavoro. Dal Veneto arriveranno solo i turisti o anche i nuovi direttori? No, io ho una struttura estremamente forte. Mi sembra che la giunta precedente abbia fatto questa scelta, ne faccio scelte diverse perché penso che abbiamo un'ottima struttura con ottime professionalità. Ci sarà qualche piccolo aggiustamento, ma io sono molto convinto che la macchina regionale non deve essere svilita, ma deve essere valorizzata, perché questo vuol dire garantire maggiori servizi ai nostri cittadini. E se uno pensa di venire qui dentro e dire nessuno ha mai capito niente, arrivo io a comandare, facciamo quello che Renzi ha fatto a livello nazionale, ovvero il blocco della macchina, il disservizio per il cittadino, e quello che sentiva Re è diventato invece diciamo l'ultimo tra gli ultimi che ha visto un risultato elettorale pessimo, perché evidentemente tutte quelle promesse non è riuscito a realizzarle. È previsto qualche incontro con Zaia? Lo inviterà qui in regione? Zaia è venuto qui in regione anche in epoca preelettorale, abbiamo firmato questo patto che diciamo si è concretizzato e diventato reale quando sono stato eletto. Adesso vorrei io andare a fare un visita in Veneto. Ho già parlato col presidente Zaia per andare a Venezia e per portare il Friuli Venezia Giulia in Veneto e capire anche le nostre buone pratiche che il Veneto, sono convinto, in una parte potrà prendere ad esempio. Ecco, e come la metteremo quando lei e Zaia vi troverete a discutere di tiramisù? Secondo lei di dov'è originario? Di Tolmezzo o di Treviso? No, io ho fatto un video con Zaia durante la campagna elettorale e ho detto chiaramente che non può che essere del Friuli Venezia Giulia, tutto quello che viene reclamato dal Veneto non è reale, perché Tolmezzo è la padre e la madre del tiramisù. Insomma, non copiano solo le buone pratiche ma anche la buona cucina. Va bene, vedremo come la prenderà Zaia. Tornando alle vicende serie, se ne parlava anche prima, il patto Stato-Regione è stato osannato dall'amministrazione precedente, l'opposizione di allora, che oggi è maggioranza, l'ha sempre pesantemente contestato. Come intendete gestire i rapporti con Roma? Beh, intanto devo dire, dopo entriamo nel merito, ma la Regione Friuli Venezia Giulia è stata totalmente umiliata nella revisione delle compartecipazioni. No, il Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia, il Consiglio regionale, è stato umiliato perché non è stato coinvolto. È vero che il nostro statuto, a differenza di quello del Trentino, non prevede, prevede soltanto sentita la Regione e non invece in accordo con la Regione stessa. Però lo Stato centrale non può calpestare così la nostra autonomia. È stata messa all'interno di una norma la revisione delle compartecipazioni che nel medio-lungo periodo penalizzeranno le entrate per la nostra regione. Io spero appunto che venga fatto presto un governo, perché io voglio andare a Roma. Oltretutto spero ci siano anche, come da voci che sento, dei ministri amici sui quali sfrutterò l'importanza del Friuli Venezia Giulia, l'importanza di essere una regione a guida Lega e l'importanza anche del rapporto umano che ho creato in 10 anni di rapporto con queste persone, per spiegargli le criticità che sono state create e come bisogna risolvere nell'interesse dei nostri cittadini. Chi saranno questi ministri amici? Ce ne sono alcuni, sto leggendo dai giornali come leggete voi. Adesso ai suoi preferiti, diciamo, per chi fa il tifo lei? No, vabbè, io è il nome che è uscito in questi giorni come comunque un ruolo importante nel futuro governo, è Giancarlo Giorgetti, col quale
è stato mio capogruppo, sono stato io suo capogruppo. In questa legislatura ci siamo dati il cambio, era capogruppo prima di me, poi dopo un anno sono diventato io capogruppo. È una persona di grandissima capacità, riconosciuta a livello internazionale e con cui oltretutto penso che abbiamo una stima reciproca enorme e spero che questa possa servire per tutelare gli interessi di questa regione. Il Patto per l'Autonomia ha proposto Sergio Ceccotti, tra l'altro suo predecessore proprio in questi uffici, alla presidenza della paritetica. Si può fare, visto che insomma, il profilo di Ceccotti è sicuramente di alto livello? Sono più che disponibile a discutere di questa possibilità. Non escludo nulla, anzi, chi vuole collaborare con l'amministrazione regionale, indipendentemente da come ha corso alle elezioni, è il benvenuto. E non faccio una questione di bollino del nemico che non può collaborare con noi, anzi, penso che Sergio Ceccotti, l'ho sempre detto, sia una persona di ampie capacità e di grande e profonda professionalità anche dal punto di vista politico, e se vuole collaborare con noi è il benvenuto. Bene, allora su queste parole, su questa apertura da parte del Presidente Federica Ceccotti ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità. Di nuovo in diretta, Elettroshock dal Palazzo della Regione, siamo in compagnia del Presidente Massimiliano Fedriga, abbiamo toccato già tanti argomenti. Parliamo un pochino di friulano. Che cosa intendete fare nell'ambito della tutela, della salvaguardia e della promozione della lingua friulana che è garantita insomma, da una legge regionale che riprende anche una norma europea? Credo che su questo l'obiettivo sia quello, e non è soltanto per il friulano, è per la cultura friulana, è per le radici di questa terra. Se noi perdiamo la lingua, perdiamo un pezzo di storia, perdiamo la comunità, diventiamo come tutti gli altri, scusate la banalizzazione, diventiamo come tutti gli altri. Quindi secondo me noi non dobbiamo semplicemente vedere, ovviamente sarà la tutela nei mezzi di informazione, la tutela nelle scuole, la tutela, però dobbiamo farlo diventare parti integranti della vita quotidiana, perché è quello che dà il valore aggiunto a una lingua come il friulano. Non è studiarlo come una lingua accademica, ma deve essere la quotidianità dell'individuo. E ci sono molte zone ovviamente della nostra regione che lo parlano quotidianamente, però in alcune aree si sta perdendo molto. E su questo dobbiamo insistere perché penso sia un arricchimento culturale enorme sapere come hanno parlato i propri padri, come hanno pensato i propri padri e cosa hanno costruito i propri padri. E per questo non è fondamentale, perché se la Regione Friuli-Venezia Giulia perde l'idea di comunità, vuol dire che si impoverisce come regione e perdono tutela i cittadini. A proposito, visto che siamo in tema, lei il friulano lo parla un po'? Lo capisco. Devo dire che mi sorprendo, ho fatto un'intervista che non pensavo di riuscire a fare al telefono, quindi senza nemmeno vedere la persona, tutta in friulano, io rispondendo ovviamente in italiano, ma tutta in friulano, rispondendo tutto e capendo tutto. Adesso non fatemi un test difficilissimo, qualche parola. No, ma pensavamo a Pietro Fontanini, che secondo noi gradirebbe molto due parole in friulano, un saluto, qualcosa, anche perché quando... Mandi, posso dire. Mandi, ok. Quando verrà... Mandi Pieri. Ecco, quando verrà a batter cassa, perché verrà a batter cassa, partirà sicuramente con la Marilenghe. Beh, ma Udine è una città che deve avere risposte, è stata veramente... Io quando vado a Udine mi sento raccontare da alcune signore, e mi è rimasto impresso questo, alcune signore che mi dicono che hanno paura a girare nel proprio rione, penso principalmente a Borgo Stazione, ed è un problema, perché la sicurezza non è soltanto evitare il fatto delinquenziale o la violenza efferata, è anche non far aver paura la gente. Cioè se uno non vive più la propria città vuol dire che c'è un problema di sicurezza. E purtroppo da parte della sinistra questo problema è stato vissuto come dire no, ma se voi avete delle paure che non esistono, è colpa della destra che fomenta e alimenta la paura. Non è così, non è così. E se uno non si pone questo problema e cerca di affrontarlo e risolverlo senza la bacchetta magica, perché io l'ho sempre detto anche in campagna elettorale, non propongo soluzioni semplicistiche che in un giorno si risolve tutto, però dobbiamo affrontarlo e dobbiamo dare la garanzia ai cittadini di non aver paura.
E ricordiamo che c'è la possibilità, se volete porre delle domande a Federica, di farlo, mandandoci dei messaggi al 345 99 56897. Arriva un messaggio di un telespettatore che ci scrive: auguri Federica, buon lavoro e pensa anche ai friulani. Grazie. Questo ci scrive Franco da Udine. A proposito di friulani, non friulani, in tanti si sono accaniti contro la Serracchiani definendola la romana, non una friulana doc, una romana, molto spesso presente a Roma e con incarichi anche a livello nazionale. Nemmeno lei è nato in regione, è veronese. No. Andando un po' a spulciare, abbiamo un presidente del Consiglio, Romoli, che è fiorentino, c'è anche un assessore alla cultura che è milanese. E, insomma, vedendo quello che è successo in passato, teme qualche ripercussione? Io non ho mai contestato Deborah Serracchiani perché è nata a Roma. L'ho contestata perché secondo me non ha portato una buona amministrazione in Friuli Venezia Giulia. Detto questo, io vivo a Trieste, anzi sono arrivata a Trieste avevo 3 anni. Vivo da sempre a Trieste, da quando ne ho 5, e oggettivamente se vado a Verona ho difficoltà a dire ai veronesi che sono un veronese doc. Però ecco, quello non credo che il problema sia in quale ospedale uno è nato. Il problema è come è cresciuto, quello che ha vissuto e il contributo che può portare alla nostra comunità. E dopo devo dire che è particolare perché in campagna elettorale il Partito Democratico, che aveva candidato Deborah Serracchiani, che io personalmente, è vero che c'è stato da parte di alcune persone un attacco sulle sue origini, ma io non ho mai attaccato, quelli che hanno candidato Serracchiani accusavano me di essere veronese, va bene tutto, però o uno usa sempre l'ossometro, io cerco sempre di avere quella coerenza, di usare l'ossometro facendo degli errori, non c'è dubbio, ma l'ossometro, ma non è che il metro del PD è un po' più lungo di quello del centrodestra, i metri sono sempre gli stessi, quindi è particolare questi attacchi che ho ricevuto, che ripeto, sempre preso con un sorriso, perché capivo le difficoltà che dovevano vivere in una campagna elettorale dopo 5 anni di amministrazione che dovevano spiegare. Insomma, non ne facciamo una questione di carta d'identità, però insomma qualche polemica ha riguardato anche l'assessore alla cultura, perché questa scelta di pescare all'esterno, non c'erano figure sul territorio che secondo lei potevano essere all'altezza di quel ruolo? Tiziana Gibelli me l'ha proposta Forza Italia e mi ha proposto una figura di altissimo profilo e penso che portare in Friuli Venezia Giulia esperienze di carattere nazionale e internazionale che possano valorizzare il nostro mondo sia un arricchimento. Perché non dobbiamo sempre parlare solo a noi stessi. Noi diciamo sempre, quando le nostre migliori persone vanno fuori regione per lavorare, diciamo abbiamo perso un buon cervello, penso per esempio al comparto sanitario, i nostri professionisti che sono andati in altre regioni a lavorare stanno valorizzando moltissimo quelle stesse regioni. Se una volta lo facciamo noi, che importiamo noi un buon cervello e una grande capacità, ci dovrebbero dire bravi, non dire perché avete scelto una persona che viene da fuori. Dopo testiamola come lavorerà e come lavorerà questa giunta. Io sono convinto lavorerà bene perché ha grandi doti, ha dimostrato nella sua vita professionale avere grandi doti, però testiamola su quello. Spero anzi che la sua esperienza a livello nazionale e internazionale possa tradursi in nuove prospettive e nuove opportunità per la nostra regione. E d'altra parte a Milano, insomma, di cultura dovrebbero intendersene un pochino. È stata direttore centrale di Regione Lombardia, insomma, 9 milioni di abitanti, una regione che diciamo ha molte difficoltà ma anche grandi opportunità, quell'esperienza sono convinto che servirà anche da noi. Ecco, la sanità da noi è finita nelle mani di Riccardo Riccardi, anche vicepresidente, che l'abbiamo conosciuto come un grande esperto di infrastrutture. Allora, 1, come mai la scelta di Riccardi per la sanità, e 2, qual è l'idea di fondo che avete per mettere mano a questo importantissimo settore? Io ho chiesto personalmente a Riccardo di prendersi l'onere e l'onore di gestire la materia sanitaria, perché ritengo che sia un politico che abbia le spalle grosse per sopportare e supportare una materia estremamente difficile, che ci ritroviamo in eredità devastata e senza più una testa. E penso che Riccardo sia la migliore persona che possa svolgere questo ruolo, sicuramente difficile, ma che secondo me potrà dare grande orgoglio a chi riesce a rimettere in piedi il sistema che ritengo sia quello primario della regione, perché non soltanto in termini di numeri, perché ovviamente occupa gran parte del bilancio regionale, ma è il diritto fondamentale del cittadino, cioè il diritto alla salute. E proprio per la grande stima con i confronti di Riccardi ho voluto assegnargli questo assessorato, si sta costruendo la squadra. Su questo, esattamente come per le UTI, noi vogliamo partire dall'ascolto.
È chiaro però che questo ascolto deve avere dei tempi certi, perché io vorrei già col prossimo anno iniziare con la nuova riforma, e quindi che sia già in atto, non votata, ma già in atto la nuova riforma sanitaria in Friuli Venezia Giulia. Ha un'idea? Ho più idee e stanno confrontando anche l'assessore Riccardi, che ricordo è in carica da 2 giorni, quindi lasciamogli il tempo ovviamente di sistemare un po' di cose, però proprio oggi ho avuto un incontro con la direzione insieme all'assessore e vicepresidente con la direzione sanità del Friuli Venezia Giulia. Stiamo intanto facendo emergere tutte le diverse criticità, penso alla questione delle emergenze, penso alla divisione territoriale delle aziende sanitarie. Faccio solo alcuni esempi. È un po' particolare che si passi da Latisana per arrivare a Gorizia passando per Monfalcone e Palmanova, come penso che in Codroi poi è difficile che stia con la montagna. Cioè, noi dobbiamo mettere mano a questo, dobbiamo mettere mano a tutto il sistema per esempio degli investimenti, cioè è un enorme lavoro da fare. Devo dire che io non accuso che sia stato negativo tutto quello che ha fatto la giunta uscente, penso per esempio che sulle attività produttive cose buone siano state fatte, sulla sanità penso che con chiunque si parli del mondo sanitario nessuno possa dire che è stata fatta una buona riforma che sta dando risposte ai cittadini di questa regione. La sanità è tutta a carico del Friuli Venezia Giulia, è possibile pensare che un domani dovremo chiedere un aiuto allo Stato? No, è possibile pensare però che domani chiediamo più compartecipazioni dello Stato, perché con soprattutto le nuove competenze in materia sanitaria, penso ai nuovi LEA su tutti, ma penso alla contrattazione che non dipende da noi con il personale sanitario. Cioè noi in questo momento stiamo gestendo delle scelte da Roma con i nostri soldi. Quindi noi dobbiamo ripareggiare la cosa e dire la sanità ce la continuiamo a gestire noi, però tu devi riconoscerci maggiori compartecipazioni, perché non puoi aumentare i costi per tua scelta, una scelta sulla quale la Regione Friuli Venezia Giulia non può incidere e dire te la gestisci con le stesse risorse. Le altre regioni hanno avuto dei trasferimenti, noi non chiediamo trasferimenti, chiediamo più risorse che vengono prodotte col sudore, la fatica e il lavoro dei cittadini di questa regione. Abbiamo parlato di sanità, abbiamo citato anche Riccardi. Ci piacerebbe che lei ci raccontasse un po' come sono andate le cose, qualche retroscena, perché Riccardi doveva essere il candidato che doveva sfidare Bolzonello, poi insomma ci sono stati veti incrociati, ci sono state prese di posizione, sono saltati gli accordi romani, quelli che prevedevano che cosa aspettasse a Forza Italia, cosa aspettasse la Lega, e insomma sappiamo come è andata a finire, però davvero per un momento sembrava che entrambi ve la foste legata al dito. E ci troviamo qua oggi con Federica Presidente e Riccardi Vicepresidente. Ce la racconta un po'? Beh, ma è normale che diciamo, nel periodo nel quale si decidono i candidati ci siano ovviamente o possano esserci delle tensioni, soprattutto quando c'è una coalizione. Dove c'erano 2 candidati, io e Riccardo, dove entrambi legittimamente potevamo fare il Presidente di questa regione. Riccardo è una persona di estrema esperienza e estrema capacità. Succede però che in mezzo a tutte queste, diciamo, in tutte queste discussioni, anche accesa delle volte, ci sono le elezioni politiche, dove la Lega ha una grande affermazione e tutti avevano percepito quelle elezioni come quasi delle primarie sulle regionali. A quel punto, vi dico proprio come sono andate le cose, io sono a Roma, parlamentare eletto, vado a casa di Matteo Salvini, mi dice guarda, tu rimani a Roma, ho bisogno di te qui, come vi dicevo fai il capogruppo e se andiamo al governo fare il ministro. Io dico guarda Matteo, io sono a disposizione della mia forza politica che mi ha permesso di fare questa esperienza, tieni conto che ci sarà una reazione, perché la gente ha vissuto veramente le elezioni regionali come un attestato di stima verso la Lega e voleva un candidato della Lega. Su questo succede poi che Matteo doveva venire qui in Friuli Venezia Giulia per i ringraziamenti delle elezioni politiche, veniva a Reana e là c'è stato, devo dire, una partecipazione di popolo nel convincimento con tanto per di trattori schierati fuori dalla sede della segretari. Lega. Mi ha fatto quello ecco, dopo io spero che mi auguro e farò di tutto perché vada al meglio possibile questa esperienza di governo regionale, perché è veramente una sfida importantissima, parliamo del futuro dei cittadini di questa regione. Devo dire però altrettanto che una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto è stata quella come è nata la candidatura, perché sentire questa vicinanza da parte della gente, che diceva Massimiliano fai tu il candidato, è stata una cosa incredibile, perché ho fatto il parlamentare 10 anni rappresentando questa regione, con tutti gli errori che ho fatto, perché non è che ho fatto tutto sono stato perfetto, non ho sbagliato una cosa, ho fatto degli errori. E sentire però che dopo 10 anni c'è questa vicinanza da parte della tua gente è stata una cosa impagabile per chi fa rappresentanza.
Detto questo, dopo appunto è venuto Matteo, si è reso conto della voglia della gente di cambiamento e è tornato a Roma, ha detto il Friuli Venezia Giulia lo rivendichiamo perché la gente chiede Massimiliano candidato e così è andato tutto. E poi Salvini ha preso una seconda casa, credo, in Friuli, no? Sì, è stato... È venuto qui molto spesso. Prima di lanciare la pubblicità, un'altra curiosità, perché si parlava prima dell'incontro di Reana, dei trattori, mi è venuta in mente un'immagine. Davanti a quei trattori c'era la Cisint, il sindaco di Monfalcone. L'abbiamo vista molte volte vicina a lei e ci ricordiamo quando all'elezione della Cisint sindaco, insomma, ci fosse anche lei a festeggiarla. L'abbiamo rivista anche in Consiglio regionale proprio ieri. Che rapporto c'è tra di voi? Io sono orgoglioso di Monfalcone, del Consiglio Comunale di Monfalcone, della Giunta di Monfalcone e in particolar modo del Sindaco di Monfalcone, Anna Gisint. Lei è stata la dimostrazione lampante che un comune da sempre governato dalla sinistra può veramente ambire al cambiamento con un'ottima amministrazione. Lei è un sindaco guerriero. Anna veramente ci mette l'anima, ci mette il cuore, ci mette la passione, non molla un colpo e finché non ottiene il risultato continua a combattere. E d'altronde l'apprezzamento che abbiamo avuto anche in termini elettorali a Monfalcone è dovuto al lavoro che sta facendo la Giunta. Ok, ci fermiamo, ancora una pausa per la pubblicità, poi torniamo di nuovo in diretta. Siamo di nuovo in diretta con Elettroshock dal Palazzo della Regione in compagnia del Presidente Massimiliano Fedriga. Abbiamo toccato tanti argomenti, lei sarà anche il commissario straordinario per la terza corsia. Gli incidenti sono all'ordine del giorno e i morti cominciano a essere davvero tanti. Che cosa si farà lì? Io ho chiesto un tavolo straordinario per andare a vedere tutte le misure d'emergenza nel momento in cui vengono fatti dei lavori oggettivamente molto impattanti sulla viabilità, sulla grande viabilità regionale e sul quale già lo scorso anno con la precedente giunta si erano prese delle misure. Io ho chiesto che venga fatto un monitoraggio su quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato e si prendono le misure necessarie e urgenti non soltanto per garantire la sicurezza ovviamente che è primaria, ma anche per non bloccare un'intera economia. Quando sta ferma l'autostrada per 2, 3, 4 ore significa che noi blocchiamo delle attività produttive, delle imprese, del lavoro e questo non può accadere. E soprattutto con l'arrivo del periodo estivo mi preoccupa particolarmente. Ovviamente ci troviamo in questa situazione, anche questa è non dovuta a scelta, organizzazione dovuta a noi, ma è chiaro che noi siamo chiamati a risolverla e ad affrontarla. Su questo si riuniranno proprio nei prossimi giorni questo tavolo straordinario. Ho chiesto un coinvolgimento anche degli operatori, oltre ovviamente che di Autovie Venete, che è la direzione infrastrutture, per cercare di trovare tutte quelle misure tampone che finché ci sono i lavori si possano però cercare di alleggerire qualsiasi inconveniente possa crearsi su quel tratto di autostrada. Ecco, visto che il traffico riguarda solo in piccola parte il nostro territorio, inteso come persone che proprio ci transitano, è possibile in questo caso batter cassa allo Stato per farsi dare una mano? O i soldi li mettiamo tutti noi? Beh, là è stato fatto una progettualità che preveda che le risorse arrivino dal Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto con tanta responsabilità, forse troppa responsabilità, abbiamo detto da buoni friulani e giuliani, abbiamo detto ci riblocchiamo noi le mani che i soldi li mettiamo noi. Ovviamente vedo difficile rivedere questi accordi, l'importante però è la mia preoccupazione è la seconda, che tutto rimanga sotto il controllo dei cittadini di questa regione. Non vorremmo che dopo tutto questo sforzo per Europa, Italia, quello che sia, ci trovassimo depauperati di una ricchezza anche quella di tutta la rete autostradale della nostra regione. Ecco, tra poco inizia l'esodo estivo, Fedriga riuscirà a fare un po' di vacanza? Non credo quest'anno, appunto sul prossimo, però la mia famiglia ovviamente starà in regione, perché potevo pigliare regione, ma poi questa è anche una questione di carattere logistico, perché se mia moglie e i miei figli andranno in un posto vicino, io potrò quindi venire in ufficio e la sera tornare da loro, che vorrei ogni tanto vederli, perché ogni volta gli ho promesso, ho iniziato le politiche, ho detto non preoccuparti a mia moglie, dopo le politiche sto un po' più a casa, dopo sono iniziate regionali, dopo la campagna regionale sto più a casa, dopo ho detto ma c'è la giunta, dai dopo la giunta sto più a casa, adesso sono ancora qui. Chissà quale sarà, esatto. Quale sarà la prossima, anche noi insomma ricordiamo sempre che questa è stata una campagna elettorale lunghissima perché sin dal referendum in poi di fatto il clima è sempre stato quello di vera campagna elettorale. Io ho fatto in un anno con la mia macchina che ho dovuto ricambiare, dopo un anno e mezzo ho preso un'auto usata con 30.000 km, l'ho venduta dopo un anno e
2 mesi a 125.000 chilometri, perché Abbiamo considerando che stavo vaccinato 3 giorni a Roma, quindi in 4 giorni correvo dappertutto. Auto blu, a proposito? No, auto blu non le abbiamo, ne abbiamo l'auto di servizio, ovviamente che è sempre la stessa, che non sono blu, sono grigie, e utilizziamo ovviamente soltanto per questioni di carattere istituzionale. Che idea ha sulle partecipate della Regione? Qual è l'orientamento? No, bisogna vedere come funzionano prima di tutto. Io non sono di quelli che dicono tagliamo tutto, buttiamo tutto al macero, però bisogna far funzionare bene le cose. E su questo stiamo ovviamente facendo una riflessione punto per punto, società per società, per ottimizzare al meglio soprattutto delle risorse che sono convinto che se utilizzate bene possono essere un valore aggiunto per la nostra regione. Abbiamo parlato un attimo fa di campagna elettorale, sicuramente l'ultima, citiamo solo l'ultima, è stata dura, è stata intensa. A giochi fatti c'è un messaggio che vuole lanciare all'opposizione. L'opposizione, nella fattispecie il capogruppo del PD Bolzonello, un segnale l'ha dato in occasione della prima seduta del Consiglio regionale, di fatto accettando di buon grado Romoli, Presidente del Consiglio regionale. Come vi piacerebbe lavorare con l'opposizione, ovviamente dando per scontato che poi l'opposizione prenderà la sua strada, ma come vorrebbe impostare il rapporto? Beh, io ho grande rispetto di Sergio Bolzonello, veramente, non lo dico soltanto dopo le elezioni per dire vabbè buttiamo un po' d'acqua sul fuoco, grande rispetto e penso che abbia fatto un buon lavoro malgrado una giunta che in generale abbia avuto notevoli criticità. Io spero che riusciremo ovviamente nei ruoli reciproci di maggioranza e di opposizione, però ad avere un rapporto costruttivo. Io cercherò di ascoltare l'opposizione, prima di tutto la responsabilità sta nella maggioranza, saper ascoltare. All'opposizione non si può chiedere questa responsabilità. Dall'altro lato però chiedo invece sì una responsabilità all'opposizione di cercare di collaborare per il buon governo. Legittimamente poi ci saranno battaglie, ci saranno diciamo, accuse reciproche e sta nei giochi della politica normalmente, però se l'obiettivo comune di maggioranza e opposizione è quella di dare risposte ai cittadini, io mi metto a disposizione anche dell'opposizione, spero che l'opposizione si metta a disposizione per i cittadini di questa regione. Abbiamo citato Bolzonello, tra le proposte che ha fatto, tra le iniziative prese ce n'è una sul fronte della natalità, del sostegno alla natalità che potremmo definire scioccante, molto importante e molto impattante. Sappiamo che quello della natalità è un problema che riguarda in generale il nostro Paese, poi in particolare la nostra regione. Intendete sostenere le famiglie e la natalità? Sì, però non penso che si sostengano con i bonus. Io non penso che dando 100 euro al mese a una famiglia decida di avere un figlio. Noi dobbiamo garantirgli dei servizi, che è la cosa principale per far scegliere a una persona di dire beh, posso avere un figlio. Io ho 2 bambini e so cosa vuol dire che se non avessi mio papà e mia mamma o i genitori di mia moglie non riuscirei proprio ad organizzarmi. E penso alle persone che magari non possono permettersi una babysitter, alle persone che non possono magari, soprattutto magari nei grandi centri urbani, penso a Udine, penso a Trieste, penso a Pordenone, penso a Gorizia, penso a Monfalcone, dove magari non c'è posto negli asili nido, dove devono andare in quello privato, non ci sono le risorse per farlo. Noi dobbiamo garantire tutta quella rete di servizi per dire tu un bambino, il pubblico c'è per darti una mano, dopo non può fare ovviamente tutto il pubblico, però ti deve creare quelle condizioni per poter avere una vita dignitosa e poter portare avanti una famiglia, permettendoti ovviamente anche di avere un'attività lavorativa. Allora, abbiamo ancora pochissimo tempo a disposizione, io chiuderei con questo. Abbiamo citato la campagna elettorale, in campagna elettorale a livello nazionale, a livello regionale abbiamo sentito tantissime promesse, alcune ci hanno fatto un po' sorridere, altre ci hanno fatto arrabbiare, altre ancora hanno portato le persone a mettersi in coda per chiedere contributi, no? Ecco, adesso lei è stato... Io non credo di averne fatte, però sono stato molto cauto in ogni affermazione della campagna elettorale. Adesso lei è stato eletto Presidente, tra l'altro noi l'abbiamo chiamata per tutta la trasmissione Presidente, però sappiamo che lei preferisce il termine Governatore. Sì, perché questo? Perché sono chiamato a governare e quindi mi piacciono di più le cose del fare più che i titoli, diciamo, di onorificenza. Quindi chi governa fa le cose, il Presidente è molto pomposo, però il Governatore è quello che fa le cose. Ok, così abbiamo capito anche questo. Dicevamo, dopo le promesse, un impegno che lei si prende ufficialmente nei confronti dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, un impegno nei confronti dei tanti che l'hanno votata, ma anche di chi ha fatto scelte differenti. Qual è l'impegno che prende con i cittadini? Io potrei parlare appunto della sanità, delle UTI, della sicurezza, però io voglio prendere un impegno, quello di essere un governatore
che sappia ascoltare, sappia mettersi in discussione. La promessa che ho fatto è quella che sbaglierò, perché se raccontassi che farò tutto in modo perfetto, che non sbaglierò mai, direi una bugia, oppure sarei scemo, e non mi ritengo né un bugiardo né uno scemo. Vorrei però avere sempre quella capacità di mettermi in discussione e sapere che se vengono fatti degli errori bisogna avere l'umiltà di correggerli, perché l'obiettivo non è autoincensarsi ma dare risposte alla propria comunità, e l'obiettivo dell'amministrazione del Friuli Venezia Giulia sarà sempre quello di dare le risposte, mettere davanti il cittadino e non chi amministra, chi è amministrato. Allora, ringraziamo Massimiliano Fedriga, il governatore Massimiliano Fedriga, per averci ospitato in quella che insomma è diventata un po' la sua nuova casa. Ringraziamo voi che ci avete seguito da casa, grazie anche a te Daniele, grazie ai tecnici che sono qui con noi e chi è in regia. Grazie, buon proseguimento di serata. Questo programma vi è stato offerto da Azienda vitivinicola Baccichetto Vittorino.